Cadore, territorio magico che affascina e stupisce. Montagne incantate custodiscono foreste verdi attraversate solo dalla voce del vento. Acque cristalline mormorano nei torrenti e si raccolgono in placidi laghi smeraldo. Uno scenario naturale grandioso, scrigno di tesori che aspettano di essere scoperti. Qui 200 milioni di anni fa i dinosauri camminavano nella bassa marea, quando queste terre erano lambite dal mare. Qui il cacciatore di Mondeval veniva sepolto con tutto il suo corredo a oltre 2000 metri di quota. Il suo scheletro, perfettamente conservato nel Museo Cazzetta a Selva di Cadore, ci dà la straordinaria opportunità di rivedere il volto del nostro antenato del Mesolitico. Tra l'atmosfera magica delle sorgenti di Lagole a Calalzo, le antiche popolazioni venetiche offrivano doni alle divinità guaritrici. Una natura dal fascino magico, acque dall'intrigante odore di zolfo e dalle probabili proprietà curative, dove anche i romani edificarono i loro templi. Per secoli, tra Pieve, Valle e Domegge, le genti romane presidiarono la valle, una presenza che ci ha lasciato i resti di una domus di età imperiale e reperti di eccezionale valore, oggi raccolti al Mark di Pieve di Cadore. Non lontano, tra i boschi del Monte Calvario, si tenevano riti dionisiaci, evocati dai tanti ritrovamenti nei pressi di un tempio, attualmente custoditi al Museo Cortemetto di Auronzo. Un viaggio di scoperta, da vivere passeggiando tra siti archeologici immersi nella natura e da ammirare nel circuito di moderni musei archeologici. Cadore, dove l'archeologia è storia e cultura.